Già da anni migliaia di turisti provenienti soprattutto dal nord Europa arrivano nelle nostre località con pullman dotati di rimorchi carichi di biciclette. In quest'ottica la provincia di Venezia ha presentato l'itinerario che porta dalla terraferma fino a Chioggia, attraversando le isole del Lido e di Pellestrina. Vediamo. Siete pronti? È il turismo delle ciclovie, uno dei tracciati più frequentati, è quello che porta dal Tronchetto fino a Chioggia, una volta attraversate le isole del Lido e di Pellestrina. Ora questa ciclovia delle isole di Venezia è stata ufficialmente riconosciuta e fa parte del sistema integrato regionale e di quello provinciale che da Cavanella d'Adige a sud porterà fino a Bibbione a nord lungo 5 percorsi. A testare sicuramente quello più suggestivo, Lido Malamocco, Alberoni, Pellestrina, sono stati gli assessori provinciali, rispettivamente al turismo e al bilancio, Giorgia Andreuzza e Pierangelo Del Zotto. L'inaugurazione ufficiale a Malamocco, il borgo più antico dell'isola. All'iniziativa, organizzata dalla Proloco Lido Pellestrina, hanno preso parte una quarantina di ciclisti della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, oltre a numerosi appassionati locali. Suggestivo il passaggio in ferryboat dagli Alberoni a Pellestrina, dove tutti i partecipanti sono stati accolti dalla comunità isolana presso il centro sportivo Olinto Marella, sede dell'US Pellestrina Calcio, che quest'anno celebra i 100 anni di vita, e il gran finale non poteva che essere a base di peoci, frittura di pesce e buon vino.